La Triestina salva, il doppio 0-0 è quanto basta alla squadra di Tesser per far esplodere la festa a Rocco. Uno sfogo, una liberazione dopo una stagione sulle montagne russe. Un campionato che a dicembre sembrava già pregiudicato quando l'Unione aveva soli 6 punti in classifica con già uno di penalizzazione. Poi, con il ritorno del tecnico di Montebelluna, l'incredibile rimonta che avrebbe salvato la formazione direttamente in stagione regolare, ma la nuova scure di 4 punti di penalità per i mancati pagamenti della società ha reso necessario salvarsi una seconda volta. Non era facile davanti al pubblico di casa, in uno stadio che spesso in passato non aveva portato fortuna, ma questo gruppo ce l'ha fatta. La cronaca del match col Caldiero prende le mosse con un triangolo non chiuso fra Correi e Cortinovis, con il capitano che arriva a un soffio dal beffare il portiere. Al 13° gli ospiti battono un colpo con Filiciotto che calcia da lontano sugli sviluppi di un corner. 3 minuti più tardi, bello spunto di Cortinovis che viene fermato in 2 tempi dal portiere. Il primo tempo non regala ulteriori particolari emozioni, il solo Ross deve fare attenzione su un corner sul finire dei primi 45 minuti. Nella ripresa Tesser sostituisce Fiordilino e Udo inserendo Brahim e Vertainen poco prima dell'ora di gioco. La prima occasione è ghiottissima quando il pallone del terzino ospite sbatte sulle spalle di Vertainen, materializzando un assist involontario per Olivieri che serve in area al finlandese che in scivolata non riesce a imprimere forza al tiro. La Triestina sale di colpi con la bella combinazione sulla destra fra Vertainen, Olivieri e Cortinovis, ma il trequartista non trova la porta. Poco dopo Ross deve mettere ordine in area sul primo di una serie di calci d'angolo avversari. Al 77° l'occasionissima, il neoentrato Cancellieri serve Ionizza da solo davanti al portiere, ma il colpo di testa non è preciso e la possibilità di passare in vantaggio sfuma. I fantasmi di una possibile beffa appaiono a Valmaura all'89° quando un colpo di testa di Caccavò su corner spaventa i tifosi. Nei 4 minuti di recupero va segnalata la mischia selvaggia nell'area dell'Unione per l'ennesimo calcio dalla bandierina del Caldiero. La formazione di casa in qualche modo ne esce e quasi inaspettatamente trova Olivieri da solo in contropiede con la possibilità di chiudere in bellezza. L'attaccante per poco non trova la porta con Crespi fuori dai pali. Poi il dolcissimo suono del triplice fischio finale ed è tempo di fare festa, di condividere l'obiettivo raggiunto, abbracciando forte la labarda che tutti abbiamo nel cuore. Cosa rappresenta a me la felicità di aver contribuito, perché ci sono i ragazzi, c'è il mio staff, ci sono magazzinieri, fisioterapisti, tutta gente che ci lavora attorno, a portare la Triestina alla salvezza e aver fatto questo risultato è una cosa importante, perché Trieste non merita che lotti per la 4ª serie. E non centrare l'obiettivo so che sarebbe stato un qualcosa di particolarmente difficile e duro per tutto. È una grande soddisfazione, forse più di vincere un campionato. L'incoscienza mia, che ho convinto i miei collaboratori a prendere questa squadra quando aveva 6 punti in classifica, 7 fatti sul campo dopo 16 partite, dovendo affrontare Padova, Vicenza e Novara, primo, secondo e quinto in classifica. Più volte ho ribadito anche recentemente qua che quei punti fatti all'inizio sono stati determinanti per poi poter raggiungere la salvezza. Ringrazio i miei calciatori, mi hanno dato tutto, con impegno, con serietà, con professionalità. Non ho mai avuto nessun problema in spogliatoio per un giorno. Dove vai? Ecco cosa ricevi, vedi? Più grande, migliore. Non ho vestiti per cambiarmi. Ecco cosa vedi, ecco. È la testimonianza, stavo parlando bene, no? Adesso mi tocca cambiare. Adesso devo cambiare idea. No.
tutti quanti che hanno partecipato, credetemi fino in fondo, perché non è stato semplice, con le problematiche che voi sapete bene, e non voglio mettere il dito sulla piaga, non lo farò, però gestire col pensiero che ogni mese potesse succedere qualcosa non è stato facile per loro, che vanno in campo, che hanno famiglie, che hanno futuro, non è stato semplice nemmeno per me che poi dovevo gestire tutto questo. Quindi è un qualcosa di bello, di importante, e ringrazio, ripeto, tutti, compresi voi, che ci siete, parlo della mia gestione, sempre stati molto vicini, e i tifosi, perché anche stasera ha un cuore grande, che quando dico che Trieste merita altro, è tutto questo che merita. Ringraziare l'allenatore, ringraziare i giocatori, perché hanno dato tutto in momenti di difficoltà, si sono dimostrati molto uomini e questo è il ringraziamento più grande che io faccio a loro. Era la cosa più importante, uscire fuori da questa situazione, salvarci. Abbiamo compiuto 3 miracoli, no, 3 miracoli, e mi preme ringraziare l'allenatore con i giocatori. È stato fondamentale avere a che fare con degli uomini, aver creato un gruppo di uomini che era la cosa che più premeva, al di là dell'aspetto tecnico, che sapevamo che dovevamo compiere comunque da dicembre in poi, dovevamo compiere qualcosa di straordinario, perché le statistiche ci davano contro su ogni cosa, perché fare 12-13 punti il girone d'andata significava anche retrocedere. Qualcuno ci ha messo del suo per farci retrocedere e noi abbiamo fatto il contrario per salvarci. Ne ho viste tante nel calcio, ne ho viste tante, ma mai come quest'anno. Ne ho viste veramente tante, però poi fa parte del gioco, tante cose accadono, ma non voglio colpevolizzare nessuno. È stata una stagione tribolata, oggi c'è solamente da fare gli applausi ai giocatori e all'allenatore. Perché con l'allenatore si è detto ai calciatori che noi avevamo solo un compito, quello di stare in campo e pensare alla salvezza della Triestina, perché i giocatori devono fare i professionisti, l'hanno dimostrato a più riprese in quest'anno, nonostante i momenti down di una stagione che ci sta a giocare male e giocare bene, ma siamo stati bravi a mantenere l'equilibrio dentro lo spogliatoio nonostante le vicissitudini esterne. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, professionalmente parlando. Ora quello che faranno, ti dico la verità, mi interessa poco. Sono molto ferale. Diciamo che sono stati 80 minuti fatti bene, senza sofferenze particolari, e creando, giocando all'attacco, forse anche troppo in certi momenti, non mollando mai, e alla fine loro hanno provato il tutto per tutto e hanno avuto anche delle occasioni per farci male. Ho avuto paura su 2 calci d'angolo, soprattutto una palla vagante in area di rigore, però avevamo fatto tanto prima noi e penso che sia nel computo delle 2 partite, tra occasioni, chi ha fatto partita, penso che abbiamo meritato decisamente questo. Su partite uniche sono sempre su 180 minuti sono sempre equilibrate, sono difficili. Nel giro di ritorno abbiamo fatto 20 punti più di questa squadra. Questa è una buonissima squadra che gioca un buon calcio, aggiungo, e faccio i complimenti. Mi dispiace che sia retrocessi, però è il calcio. Però avevo detto ieri, prima della partita, avremmo dovuto fare una partita avanti, l'abbiamo fatta. Non ci siamo mai abbassati, se non negli ultimissimi minuti, per merito anche loro, e un po' di una stanchezza, anche qualche giocatore acciaccato che avevo in campo. Però c'è stato quell'impegno che ho detto prima, quella volontà, quella determinazione di tutti quanti, veramente, che va al di là delle retoriche del momento. E ripeto, non ho mai avuto problemi, un minuto di gestione di questo o di quel gruppo che era fino a gennaio. Ma
Ma mi sono sentito quello che penso che sia il mio modo di lavorare, di pensare, di agire, cercando di mettersi tutto l'impegno, consapevole che abbiamo una comunità, il nome di una città e di una maglia da difendere. Questo, che credete meno, è un sentimento che io ho, e fortunatamente dove vado, non dico sempre ma quasi sempre, viene recepito tutto questo. Quindi io ho pensato solo a lavorare. Prima conferenza stampa che ho fatto qua quando sono venuto a novembre, si poteva pensare polemiche, si poteva pensare ad altro. Non ho mai parlato di nulla, non ho mai parlato, vado avanti per la strada. La strada per me è lavoro, è serietà, è impegno, è sapersi comportare quando si è in questo ambiente, si ha delle responsabilità, e ho cercato di essere il più responsabile possibile, con grande semplicità, senza pensare di fare grandi cose, tutte cose che penso faccio parte del mio carattere, del mio indole, e fortunatamente in questa occasione ci ha premiato. No, momenti in cui magari ti viene non il dubbio, ma ti viene quel momentino più di pensiero, questo sì. E ho citato più volte qui quel trittico, cioè quella settimana, 2 punti a Verona al 90° con un retropassaggio, con un errore grosso, insomma, punti lasciati non perché l'avversario ti stesse mettendo alle corde. Metà settimana è arrivato l'ufficialità di 4 punti e rigore sbagliato al 92°. Sono 8 punti. Può capitare nel calcio di sbagliare un rigore, o tutti assieme potevano anche buttare giù. Dico questo perché avremmo potuto anche fare un po' meglio, nel senso che magari avrei voluto perdere una partita in meno. Ma so che abbiamo pedalato tanto, forte e in condizioni non semplici. Per questo, ripeto, faccio un applauso doppio per quello che hanno saputo ottenere anche loro la barra dritta e non cercare alibi, perché viviamo in un mondo dove gli alibi sono la cosa più semplice da fare. È sempre cercato invece di vedere i meriti o i demeriti quando ci sono stati. Cosa immagino io? Non lo so. Quando parlo di comunità, permettetemi se faccio qualche nome di persone che vicine vi ho ringraziato voi, perché devo legare il culo, ne scuso, scusatemi, ma è un dato di fatto. Ho letto sempre cose prevalentemente positive sulla squadra, della voglia di compattezza. Avete chiesto questo alla gente, perché poi voi mandate vencolate un messaggio secondo me estremamente importante, e quindi ci siete stati vicini, no? Quando parlo di comunità, un giorno è venuto 2 o 3 volte a trovarmi Renato, ex magazziniere, che è qui 93 anni, con la macchinina, con le lacrime. L'ho portato in spogliatoio da un paio di giocatori e uno mi ha detto dopo settimane: "Sa mister, sono rimasto colpito da quell'uomino lì". Quindi è l'amore della gente che ha. C'è il signor Visentin che mi scrive che mi è sempre stato vicino da quel giorno, il discorso di suo figlio Maurizio che da lassù ci ha dato una mano. Ci sono tante altre persone, Michele, detto il mago, che mi manda messaggini, che mi chiama e che mi dice forza, ti siamo vicini, Virgilio. Cioè tanta gente che veramente mi ha fatto sentire la vicinanza, di là del tifoso che va allo stadio, che fa, di far sentire la vicinanza proprio questa. E quando è così e prendi e li porti lì dentro, no? Io questa gente la devo ringraziare e ho la fortuna di portare che qualche giocatore capisce cosa ha davanti, cosa significa. È un senso di responsabilità. Non me lo sono giocato il jolly di portarlo. E Renatino viene a trovarmi, viene a trovarmi e a 93 anni vedere una persona che piange per una squadra, per una partita di calcio, ti deve dar qualcosa, ti deve trasmettere qualcosa. E ha trasmesso, credetemi, quando dico che lì dentro in spogliatoio non abbiamo mai avuto problematiche. Il mio è stato più gestire questi ultimi giorni, queste ultime ore, ve l'ho detto la partita precedente, la tensione che c'era esattamente per tutte queste situazioni qui. Quindi
quello che la tua domanda era cosa vedo con tutta questa gente, questi ragazzi, e l'ho detto all'inizio, io spero che per Trieste sia un punto di partenza, perché deve essere così, perché Trieste merita così, la tifoseria merita sicuramente di più, di essere non felici, molto felici per una salvezza. Qualcuno mi citava qualche anno fa, tu mi sembra una salvezza, bene, quella volta mi è sempre stata bene anche adesso, ero dimagrito 4 kg tra, come si chiamava la dieta che ci faceva fare il tonnellotto? Macrobiotica, esattamente, e il tutto. Però vi giuro che lo sento più quella situazione della salvezza, perché vale per una città che una promozione mancata, che ha una sua importanza, però di fronte a uno sprofondo preferisco sempre gioire per questo. Sì, lo merito. Io ho sempre detto, dove vado, quando mi danno un obiettivo da raggiungere, vado sotto la curva, vado a ringraziare la curva, la tribuna, quando è stato raggiunto, all'ultimo, alla fine, quando è stato raggiunto qualsiasi risultato che sia, perché è partecipativo di tutti ed è giusto ringraziare in questo. Stasera l'abbiamo raggiunto e quindi era più che doveroso davanti a chi ci vuole bene, a chi ci aiuta, a chi ci ha sempre dato una mano. Grazie mister. Buona. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Non sono disposto ad accettare i compromessi della vecchia politica, così il governatore della regione Fedriga, che ha risposto alle domande sulla crisi di maggioranza regionale a margine del summit L'Italia delle Regioni in corso a Venezia. Sono giorni difficili per lei? No, giorni difficili non lo sono per nulla. Non sono giorni difficili, No. Che cosa accadrà nelle prossime ore? No, vediamo, penseremo, però io voglio prendere un impegno, dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, che la politica non deve essere una lotta di potere ma una risposta a dare ai cittadini. E io voglio interpretare anche questa crisi di influenza Giulia in questo modo. Dopo non so come andrà a finire, però voglio dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso. Il giorno dopo la deflagrazione della crisi di maggioranza regionale, il governatore Massimiliano Fedriga risponde con il sorriso alle domande del nostro cronista Christian Arboit a margine del summit L'Italia delle Regioni a Venezia, ma marca chiaramente i confini su ciò che è disposto ad accettare da Fratelli d'Italia dopo l'apertura della crepa sul fronte sanitario da parte del ministro pordenonese Luca Ciriani e alla vigilia dell'incontro, sempre in Laguna, con la premier Giorgia Meloni, con cui avrà un faccia a faccia sul tema. La cosa che tendo a non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa, perché ho letto dei giornali nazionali dove mischiano le cose, il terzo mandato non c'entra nulla sul terzo mandato. Perché è nata questa crisi, ce lo vuole spiegare? Beh, è evidente, mi sembra, sono state fatte più volte delle dichiarazioni, oltretutto lontano dalla realtà rispetto all'azione di governo della regione che ha un enorme consenso fortunatamente da parte dei cittadini. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non a risposte a dare ai cittadini. Infine, di nuovo il tema del terzo mandato, secondo alcuni il vero oggetto della discordia fra un Fedriga che, qualora si aprisse la possibilità, avrebbe la strada potenzialmente spianata per il Tris, e l'attuale ministro Ciriani che scalpiterebbe per la carica, ma ieri nel vertice regionale ha già incassato un niet anzitempo della Lega. Io penso che su tutto non soltanto si possa, ma si debba fare un ragionamento, poi le conclusioni si decidono insieme, ma non esiste cosa di cui non si possa discutere. Ho capito che è interessato a Friuli-Venezia Giulia, ma ho risposto. No, Meloni domani parlerà con la Meloni di quello che sta accadendo. Viene qua a Venezia, quindi con il Presidente del Consiglio parlerò, non so di cosa parlerò perché dopo ovviamente ci confronteremo su tutto. Duri i commenti del senatore Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, e di Francesco Russo, Partito Democratico, riguardo la crisi nel centrodestra, innescata loro detta per giochi di potere e poltrone legate al terzo mandato.
Dopo 7 anni di giunta Fedriga i nodi vengono al pettine, perché pur potendo il centrodestra continuare a blaterare rispetto alle responsabilità di chi governava prima, sono da 7 anni che governano la regione e il sistema sanitario regionale è in crisi profonda. 7 assessori che non si dimettono ma rimettono le deleghe, che è un mezzo scherzo. E d'altra parte però la testardaggine del Presidente Fedriga che dimostra che alla fine tiene soltanto la sua cadrega. Duri commenti dell'opposizione dal senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. In superficie il problema legato alla sanità, vedi le dichiarazioni del ministro Ciriani sull'ospedale di Pordenone, che hanno aperto al confronto nel centrodestra, ma di fondo, secondo Dem e Pentastellati, la questione riguarda il terzo mandato, in uno scacchiere di tempistiche e strategie che si traducono in mosse che possono avere una loro evoluzione proprio a partire da questa situazione di crisi, con scenari che danno margine anche all'ipotesi di elezioni anticipate. In realtà questo è strumentale rispetto al tema dei giochi di potere che riguardano il terzo mandato. Si apre una finta crisi di maggioranza esclusivamente per mettere dei paletti, no? Tra le forze di maggioranza stessa. Credo che questo sia surreale, non è questo ciò di cui ha bisogno la regione ha bisogno di essere governata bene, soprattutto in quelle materie dove c'è una maggiore sensibilità dal punto di vista proprio dei servizi che vengono offerti ai cittadini, e la sanità è sicuramente il primo tra questi. Il tema vero è il terzo mandato. Poi la cosa triste in questo scenario ulteriormente è il fatto che il detonatore sia la salute, la sanità, la crisi della sanità. Finalmente anche Fratelli d'Italia si accorge che in questa regione sulla sanità si è fatto malissimo, che gli ospedali crollano a pezzi, che le liste d'attesa sono sempre più lunghe, e era ora che se ne accorgesse anche loro, i cittadini l'avevano già fatto da tempo. Sentiamo anche le reazioni delle deputate Matteoni e Serracchiani. Sotto il sfondo, come ho detto prima, il Comitato di Pietra di questa crisi è il terzo mandato senza dubbio. Siamo ben tutti consapevoli che non è l'ospedale di Pordenone il problema. Quindi adesso cerchiamo di lavorare assieme, continuiamo a lavorare assieme. Per Fratelli d'Italia e soprattutto per Fratelli d'Italia Trieste non cambia assolutamente niente nei rapporti nella maggioranza. Fugando il dubbio che la crisi nel centrodestra sia da ricondurre a una situazione sicuramente importante ma isolata, come la criticità dell'ospedale di Pordenone, bensì alle diverse vedute sull'ipotesi del terzo mandato, l'onorevole Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia si è espressa in primis augurando che la situazione possa rientrare dopo il confronto tra Fedriga e Meloni, ma in seconda battuta descrivendo uno scenario che potrebbe essere percorribile in caso di mancata riconciliazione tra le parti. Se il Presidente viene sfiduciato entro metà mandato, è possibile per lui ripresentarsi per un terzo Okay. perché non sarebbe scattato il secondo Sì, esattamente. sì. Quindi tendenzialmente se si facesse Fedriga si potrebbe ripresentare. È ovvio che noi vogliamo lavorare di squadra fino al 2028. Più severo ma sulla stessa linea circa le motivazioni causa-effetto il commento dell'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico, che parla di spettacolo poco edificante per i cittadini allestito solo per questioni di potere. Una crisi politica, come dire, è sempre un problema per chi oggi è governato da chi pensa magari al proprio destino personale o alla propria poltrona. Insomma, io non ho capito ancora qual è il problema, cioè, nel senso che mi sembra che il problema sia il terzo mandato di Fedriga, sì o no. Se questa si chiama verifica politica, allora è una politica un po' bassa. Io mi auguro invece che si pensi ai cittadini, che si pensi alla regione Friuli-Venezia Giulia, che si pensi al Paese, anche perché in questo momento abbiamo bisogno veramente di vincere delle sfide importanti e abbiamo bisogno di un Friuli-Venezia Giulia forte. Non so quali saranno le decisioni del centrodestra, mi pare che lo spettacolo non sia edificante. Voltiamo pagina, ennesimo furto con spaccata a Trieste, colpito nella notte fra sabato e domenica lo storico negozio Donda in Largo Barriera. Ignoti sono entrati nell'esercizio commerciale dopo aver infranto la porta vetro e hanno rubato il fondo cassa. Sì, purtroppo era dal 1954 che non ci accadeva assolutamente niente. Trieste era una città tranquilla, lo è stata da sempre, proprio da sempre, e purtroppo oggi non è più così. Anche lo storico negozio Donda in Largo Barriera entra nel bilancio degli esercizi commerciali colpiti dai ladri, furti con spaccato ormai all'ordine del giorno.
A Trieste è emergenza. Il fatto è avvenuto sabato sera, i ladri hanno infranto la portavetri e asportato il fondo cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ladro o i ladri però non hanno fatto i conti con le telecamere esterne presenti in zona che puntano proprio sui negozi della piazza. Ha rubato denaro, hanno lasciato monetine, anche 30 euro in monetine, per cui diciamo che poveri non erano. E per fortuna non hanno rubato merce perché chiaramente è impossibile da portare via facilmente, no? Oltre ai soldi rubati, da calcolare anche i danni al negozio, a partire dalla porta. Totalmente divelta, buttata a terra, anche nella caduta il vetro ha fatto dei danni all'interno, poi nella ricerca spasmodica del denaro hanno anche rovesciato e messo a soqquadro tutto, buttato per terra il computer, spaccato degli occhiali, insomma ha fatto danni a non finire, cavi staccati, ore e ore di lavoro per rimettere in sesto l'azienda. Infine un appello da lanciare, questa una volta era zona rossa con più controlli. Bisogna controllare molto di più la notte secondo me, che sta diventando veramente un momento di vuoto, di terra di nessuno. È l'ennesima colpo al commercio, non siamo i primi, non saremo ahimè gli ultimi, mentre vorremmo essere fortemente gli ultimi. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti su quanto avvenuto questa mattina in città e su eventuali eventi in programma. Marco Cernecca, assistente scelto della Polizia Locale, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei col dire quanto è successo nella mattinata. È stata una mattinata senza grossi interventi. Abbiamo effettuato appunto interventi di routine e non sono stati effettuati rilievi di sinistri stradali fortunatamente. E in agenda per il pomeriggio non abbiamo eventi che diciamo possono influire sulla viabilità o quant'altro. Ricordo solo un avviso proveniente dall'ANAS sul tratto autostradale, il raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese, e parliamo della tratta che va verso il confine con la Slovenia, quindi Muggia. C'è una chiusura del traffico per tutti i veicoli con uscita al chilometro 35,400 e rientro al chilometro 34,400. L'unica cosa che ricordo per domani sera, quindi il 20 maggio, in orario notturno è previsto dalle 21:30 alle 6 di mattina uno smontaggio di una gru in via Sant'Anastasio 12. Sul posto sono presenti i cartelli chiaramente di divieto di sosta e quindi nel caso ci fossero veicoli saranno rimossi. Altre cose non avrei da ricordare, per cui le tornerei la linea augurando un buon pomeriggio. Anche a lei, buon lavoro anche a tutti i suoi colleghi, grazie. Grazie. Andiamo avanti con i servizi perché l'ex ministro del lavoro Andrea Orlando ha fatto visita ai lavoratori della Flex fuori dai cancelli dello stabilimento insieme ad alcuni esponenti regionali del Partito Democratico. Dunque il focus sulla crisi industriale. Ci sono realtà come questa dove si chiude e non si trovano sbocchi occupazionali, e poi ci sono realtà dove non si trovano lavoratori formati, perché nel frattempo se ne sono andati a lavorare in altri paesi. Su questo grava in modo fortissimo il tema dei salari, che è stata la grande rimozione di questo governo. Questo paese resta un paese industriale se è in grado di trattenere la manodopera, e la manodopera si trattiene con salari più alti. Per far fronte alle crisi industriali il governo dovrebbe fare di più, soprattutto sui salari, ma non solo. Ne è convinto l'ex ministro del lavoro, oggi responsabile delle politiche industriali del Partito Democratico, Andrea Orlando, che ha incontrato a Trieste le rappresentanze sindacali dei 350 lavoratori della Flex, il cui destino è legato all'avvertenza con il fondo Faircap, che dovrà trovare un altro acquirente per l'azienda. Al primo appuntamento in regione del viaggio del PD nelle realtà industriali erano presenti la segretaria regionale Caterina Conti, la deputata Deborah Serracchiani e i consiglieri regionali Russo e Cosolini. Quella della Flex, oggi Adriatronics, è una crisi emblematica di tante altre situazioni presenti in Italia. Fondi speculativi che acquistano imprese per chiudere o per depotenziare nel momento in cui quelle imprese
sarebbero strategiche per qualunque disegno industriale a livello nazionale ed europeo. Da Ministro del Lavoro sono stato autore di una legge che contrastava i processi di delocalizzazione selvaggia, però non basta dirlo, bisogna costruire le condizioni. Non è ammissibile che mentre l'Europa parla di autonomia strategica, di reindustrializzazione, si distruggano pezzi di un patrimonio industriale che è assolutamente insostituibile, perché quando si chiude una realtà come questa per ricomporre la capacità professionale e produttiva occorrono poi molti anni, non è che il giorno dopo si riaccende l'interruttore e si riparte. Presentati i nuovi bandi ATER per i 6 comuni di pertinenza nella provincia di Trieste. Si punta alla consegna di 300 alloggi. I criteri di accesso sono gli stessi del precedente, con l'unica novità del requisito dei 2 anni continuativi in regione rispetto a quello precedente, che invece erano i 5 anni negli ultimi 8 in regione. È la novità sui nuovi bandi di concorso ATER per l'edilizia sovvenzionata per i 6 comuni di pertinenza nella provincia di Trieste. Non cambia il limite di ISEE, che resta pari a 20.000 euro. Oltre ai canali tradizionali, consegna diretta agli sportelli ATER, invio tramite PEC o raccomandata e alla possibilità di rivolgersi ai sindacati degli inquilini, gli aspiranti conduttori avranno a disposizione un'ulteriore modalità per presentare la domanda, il portale al quale è possibile accedere dal sito ATER Trieste con l'identità digitale, SPID, carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Il nuovo bando, che si chiuderà venerdì 17 ottobre 2025, annulla i precedenti. Chi fosse interessato a partecipare deve formulare una nuova domanda. Infatti la graduatoria e l'efficacia del bando 2019 decadranno e non avranno più validità con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando 2025, che, considerati i tempi di legge, avverrà entro febbraio 2026. Per dare appunto dei numeri sulla disponibilità di alloggi di questo bando, vengono assegnati 110 già disponibili, che sono appunto frutto dei cantieri delle prossime opere di via Gradisca e via Gemona, via del Prato e via Scoglietto. Successivamente a questi c'è un ulteriore addendum, che appunto sono il riatto, verranno presi dal riatto di alloggi sfitti. Precedentemente il trend si attestava sui 200-220 alloggi assegnati annui. Avendo potenziato l'azienda all'interno dell'area tecnica di 2 nuove risorse, contiamo di portare questo trend a 250 già dal primo anno. Successivamente andremo ad attestarci attorno ai 300 alloggi annui. Come ogni lunedì, questa sera torna anche il caffè dello sport alle 21:10, conduce Marco Stabile e ci sarà Attilio Tesser, allenatore della Triestina, come ospite, quindi grande puntata anche da questo punto di vista. Poi altri ospiti: Roberto De Grassi, giornalista del Piccolo, Guido Roberti, radiocronista Radio Attività, e Roberto Urizio, giornalista City Sport, il caffè dello sport, questa sera alle 21:10. Noi ci fermiamo qualche minuto, ma torneremo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Siamo allo sport. La Triestina ha conquistato la salvezza in Serie C pareggiando per 0-0 a Rocco, anche l'incontro di ritorno del play-out col Caldiero. Poi è scattata quindi la festa della squadra e dei tifosi. La Triestina è salva, il doppio 0-0 è quanto basta alla squadra di Tesser per far esplodere la festa a Rocco. Uno sfogo, una liberazione dopo una stagione sulle montagne russe. Un campionato che a dicembre sembrava già pregiudicato quando l'Unione aveva soli 6 punti in classifica, con già 1 di penalizzazione. Poi, con il ritorno del tecnico di Montebelluna, l'incredibile rimonta che avrebbe salvato la formazione direttamente in stagione regolare, ma la nuova scure di 4 punti di penalità per i mancati pagamenti della società ha reso necessario salvarsi una seconda volta. Non era facile davanti al pubblico di casa, in uno stadio che spesso in passato non aveva portato fortuna, ma questo gruppo ce l'ha fatta. La cronaca del match col Caldiero prende le mosse con un triangolo non chiuso fra Correi e Cortinovis, con il capitano che arriva a un soffio dal beffare il portiere. Al 13° gli ospiti battono un colpo con Filiciotto che calcia da lontano sugli sviluppi di un corner. 3 minuti più tardi, bello spunto di
Kortinovis che viene fermato in 2 tempi dal portiere. Il primo tempo non regala ulteriori particolari emozioni, il solo Ross deve fare attenzione su un corner sul finire dei primi 45 minuti. Nella ripresa Tesser sostituisce Fiordilino e Udo inserendo Brahim e Vertainen poco prima dell'ora di gioco. La prima occasione è ghiottissima quando il pallone del terzino ospite sbatte sulle spalle di Vertainen, materializzando un assist involontario per Olivieri che serve in area al finlandese che in scivolata non riesce a imprimere forza al tiro. La Triestina sale di colpi con la bella combinazione sulla destra fra Vertainen, Olivieri e Kortinovis, ma il trequartista non trova la porta. Poco dopo Roos deve mettere ordine in area sul primo di una serie di calci d'angolo avversari. Al 77esimo l'occasionissima, il neoentrato Cancellieri serve Ionizza da solo davanti al portiere, ma il colpo di testa non è preciso e la possibilità di passare in vantaggio sfuma. I fantasmi di una possibile beffa appaiono a Valmaura all'89esimo quando un colpo di testa di Caccavò su corner spaventa i tifosi. Nei 4 minuti di recupero va segnalata la mischia selvaggia nell'area dell'Unione per l'ennesimo calcio dalla bandierina del Caldiero. La formazione di casa in qualche modo ne esce e quasi inaspettatamente trova Olivieri da solo in contropiede con la possibilità di chiudere in bellezza. L'attaccante per poco non trova la porta con Crespi fuori dai pali. Poi il dolcissimo suono del triplice fischio finale ed è tempo di fare festa, di condividere l'obiettivo raggiunto abbracciando forte la Labarda che tutti abbiamo nel cuore. Una salvezza della gente per la gente, questa potrebbe essere dunque la definizione più calzante per l'impresa della Triestina di Tesser che ha tenuto a ringraziare alcuni tifosi speciali. Quando parlo di comunità, un giorno è venuto 2 o 3 volte a trovarmi Renato, ex magazziniere, che è qui 93 anni, con la macchinina, con le lacrime. L'ho portato in spogliatoio da un paio di giocatori e uno mi ha detto dopo settimane: "Sa mister, sono rimasto colpito da quell'uomino lì". Sono incontri in spogliatoio come questi che hanno fatto sentire il cuore rosso allabardato al gruppo di Attilio Tesser che ha conquistato la salvezza. Volti e voci di chi l'Unione la segue da una vita, dall'ex magazziniere Renato al tifoso storico Claudio Visintin che riconoscerete per le tante telefonate a Sveglia Trieste, sino a un punto di riferimento delle categorie dilettantistiche come l'allenatore Michele Di Mauro, detto il Mago, per i tanti risultati nelle minors, e poi il nostro compagno di studio storico per anni al Caffè dello Sport, quello sguardo del mister alla semplicità di chi ci tiene, di chi viene allo stadio per passione, di chi la Labarda la sente dentro. Quindi è l'amore della gente che ha. C'è il signor Visintin che mi scrive, che mi è sempre stato vicino da quel giorno, il discorso di suo figlio Maurizio che da lassù ci ha dato una mano. Ci sono tante altre persone, Michele, detto il Mago, che mi manda messaggini, che mi chiama e che mi dice forza, ti siamo vicini, Virgilio. Cioè tanta gente che veramente mi ha fatto sentire la vicinanza di là del tifoso che va allo stadio, che fa, di far sentire la vicinanza proprio questa. E quando è così e prendi e li porti lì dentro, no? Io questa gente la devo ringraziare e ho la fortuna di portare che qualche giocatore capisce cosa ha davanti, cosa significa. È un senso di responsabilità, non me lo sono giocato il jolly di portarlo. E Renatino viene a trovarmi, viene a trovarmi e a 93 anni vedere una persona che piange per una squadra, per una partita di calcio, ti deve dare qualcosa, ti deve trasmettere qualcosa. E ha trasmesso, credetemi. E sentiremo le parole di Tesser anche stasera, come detto, alle 21:10 al Caffè dello Sport. Molto probabilmente la Pallacanestro Trieste giocherà a Treviso la gara 3 del quarto di finale playoff contro Brescia. L'orario dovrebbe essere le 19:30, il condizionale è d'obbligo però perché la Lega Basket nel comunicato ufficiale diramato quest'oggi si riserva ulteriori provvedimenti nel caso in cui il ricorso avanzato dalla società triestina al collegio di garanzia del CONI dovesse essere accolto, il che significherebbe in quel caso che la formazione biancorossa potrebbe disputare la terza partita al Pala Trieste. Si tratta comunque di una notizia positiva per la tifoseria, considerando che per l'eventuale campo neutro si erano ventilate le ipotesi molto più lontane come quella di Forlì. Dunque la trasferta in Veneto consentirebbe un buon afflusso di supporter triestini. E la Pallacanestro Trieste ha perso quindi 89-77 la gara 1 dei quarti di finale contro Germani Brescia. Rivediamo.
Brutto esordio ai playoff per la Pallacanestro Trieste, surclassata da una Brescia in cui il totem Miro Bilan sfodera una prova da MVP con 24 punti e 10 rimbalzi. A resistere per i giuliani in una gara mai in discussione sono Brown, Candussi e in parte Jutov. Bugiarde le statistiche che portano in doppia Johnson, che nelle fasi decisive è impalpabile, mentre il nuovo arrivo Kelly, soprattutto nella prima metà gara, mostra di essere una concreta arma in più. La squadra di Christian non benissimo nemmeno il coach, che non ha proposto variazioni di sorta, soprattutto in difesa. Quando il match si metteva male, ha resistito nel primo quarto per poi crollare verticalmente nel secondo. Il problema chiave al netto dell'intensità difensiva è nella costruzione del gioco. Ross mette in scena la peggior partita della stagione, pare in confusione totale, mentre sia Ruzier che Valentine stringono i denti e giocano nonostante gli infortuni, ma cestisticamente parlando sono la brutta copia di se stessi. Il primo parziale decisivo è quello che chiude metà gara sul 52-40, quando alle giocate principesche del centro di Sebenico si sommano quelle di pura energia di Barnell e l'esplosività di Dow. Trieste prova a rifarsi sotto con le triple di Jutov nella ripresa, ma le palle perse e la fisicità a tutto campo dei padroni di casa la condannano ad andare sotto fino a 20 lunghezze. Candussi e Brown sono gli ultimi a mollare, ma in tutta onestà per Brescia gli ultimi 10 minuti sono pura accademia. Bisogna cambiare marcia in gara 2 per evitare che gli uomini di Poeta possano già ipotecare la serie con una doppietta. Serve la faccia e gli huevos da playoff nel primo episodio della serie, oggettivamente non pervenuti. Le parole di coach Jamion Christian dopo il match. The 3-game series, I mean, it's a 5-game series, best out of 5, so, you know, we've got a lot of stuff we can get better at between now and Monday. È una sera la meglio delle 5, quindi sappiamo che abbiamo un sacco di cose in cui dobbiamo migliorare di qui a lunedì. I like some of the stuff we did tonight. Mi è piaciute alcune delle cose che abbiamo fatto questa sera. There's a lot of areas that we can get better at, but I think we can correct those in the next 48 hours. Ci sono anche ovviamente molte aree in cui possiamo migliorare, ma penso che potremo farlo nelle prossime 48 ore. No, I mean, look, he's a great one-on-one player, but he's one of the best in the league at getting other people involved. Sappiamo che è un ottimo giocatore di 1 contro 1, però al tempo stesso è anche uno dei migliori nella Lega nel coinvolgere altre persone. You know, he put together a great night. Lui ha fatto una grande partita questa sera. But when I look at our stat sheet, I just think we played really bad offense. Ma quando guardo il nostro foglio delle statistiche penso che abbiamo giocato molto male in attacco. So we'll continue to look at everything. We've prepared trapping, prepared not trapping. We've got it all prepared. We'll make the adjustments as we need to give ourselves a victory. Quindi continueremo a guardare le varie opzioni. Abbiamo preparato l'opzione di raddoppiare, abbiamo preparato l'opzione di non raddoppiare. Continueremo a capire qual è la migliore opzione da fare partita per partita. Yeah, something with their team is he's a really good player and he's a really dominant player. Ovviamente una cosa riguarda Brescia, che Bilan è un giocatore molto importante, un giocatore dominante. Maybe the most dominant player in our league. Forse il giocatore più dominante della nostra lega. So we certainly need to do a better job one-on-one. Quindi di sicuro dobbiamo fare un miglior lavoro 1 contro 1. But we also need our other defenders to step up on their other offensive guys, and that did not happen tonight. Però abbiamo bisogno di fare anche dei passi in avanti nell'1 contro 1 contro gli altri giocatori, e questo non è successo questa sera. Cosa deve cambiare in gara 2 al di là anche del discorso difensivo? Yeah, I'll give you a few more. I mean, we had the 17 turnovers, right? The 17 turnovers. They also had they were +9 in the free throw attempts. Ti dirò qualcosa. And they also had 5 more offensive rebounds than us. Ti darò qualche numero in più. Oltre alle 17 palle perse, come hai detto tu, loro hanno avuto 9 tiri liberi in più, e lo dice come un errore nostro e non come una cosa sugli arbitri, e hanno avuto anche 5 rimbalzi offensivi in più. You know, once upon a time we were the best offensive rebounding team in all over Europe. Per buona parte della stagione siamo stati una delle migliori squadre a rimbalzo offensivo come percentuale in tutta Europa. So I'd like to see us get back to being who we are, physicality on the offensive glass. Quindi dobbiamo tornare a essere quel tipo di squadra come fisicità a rimbalzo in attacco. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio.
Ben ritrovati all'edizione meridiana del telegiornale di Tele4. Non sono disposto ad accettare i compromessi della vecchia politica, così il governatore della regione Fedriga, che ha risposto alle domande sulla crisi di maggioranza regionale a margine del summit L'Italia delle Regioni in corso a Venezia. Sono giorni difficili per lei. No, no, giorni difficili non lo sono, per nulla. Non sono giorni difficili, No. che cosa accadrà nelle prossime ore? No, vediamo, no, pensavo, però io voglio prendere un impegno, dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso, che la politica non deve essere una lotta di potere ma una risposta a dare ai cittadini. E io voglio interpretare anche questa crisi di Friuli-Venezia Giulia in questo modo. Dopo non so come andrà a finire, però voglio dimostrare che la politica può essere qualcosa di diverso. Il giorno dopo la deflagrazione della crisi di maggioranza regionale, il governatore Massimiliano Fedriga risponde con il sorriso alle domande del nostro cronista Christian Arboit a margine del summit L'Italia delle Regioni a Venezia, ma marca chiaramente i confini su ciò che è disposto ad accettare da Fratelli d'Italia dopo l'apertura della crepa sul fronte sanitario da parte del ministro pordenonese Luca Ciriani e alla vigilia dell'incontro, sempre in Laguna, con la premier Giorgia Meloni, con cui avrà un faccia a faccia sul tema. La cosa che tendo a fare non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa, perché ho letto dei giornali nazionali dove mischiano le cose, il terzo mandato non c'entra nulla sul terzo mandato. Perché è nata questa crisi, ce lo vuole spiegare? È evidente, mi sembra, sono state fatte più volte delle dichiarazioni, oltretutto lontano dalla realtà rispetto all'azione di governo della regione che ha un enorme consenso fortunatamente da parte dei cittadini. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli-Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è risposta a dare ai cittadini. Infine, di nuovo il tema del terzo mandato, secondo alcuni il vero oggetto della discordia fra un Fedriga che, qualora si aprisse la possibilità, avrebbe la strada potenzialmente spianata per il Tris, e l'attuale ministro Ciriani che scalpiterebbe per la carica, ma ieri nel vertice regionale ha già incassato un niet anzitempo della Lega. Io penso che su tutto non soltanto si possa, ma si debba fare un ragionamento, poi le conclusioni si decidono insieme, ma non esiste cose di cui non si possa discutere. Ho capito che è interessato a Friuli-Venezia Giulia, ma ho risposto. No, Meloni domani parlerà con la Meloni di quello che sta accadendo. Viene qua a Venezia, quindi con il Presidente del Consiglio parlerò, non so di cosa parlerò perché dopo ovviamente ci confronteremo su tutto. Duri i commenti del senatore Stefano Patuanelli, Movimento 5 Stelle, e di Francesco Russo, Partito Democratico, riguardo la crisi nel centrodestra, innescata loro detta per giochi di potere e poltrone legate al terzo mandato. Dopo 7 anni di giunta Fedriga i nodi vengono al pettine, perché pur potendo il centrodestra continuare a blaterare rispetto alle responsabilità di chi governava prima, sono da 7 anni che governano la regione e il sistema sanitario regionale è in crisi profonda. 7 assessori che non si dimettono ma rimettono le deleghe, che è un mezzo scherzo. E d'altra parte però la testardaggine del Presidente Fedriga che dimostra che alla fine tiene soltanto la sua cadrega. Duri commenti dell'opposizione dal senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo. In superficie il problema legato alla sanità, vedi le dichiarazioni del ministro Ciriani sull'ospedale di Pordenone, che hanno aperto al confronto nel centrodestra, ma di fondo, secondo Dem e Pentastellati, la questione riguarda il terzo mandato, in uno scacchiere di tempistiche e strategie che si traducono in mosse che possono avere una loro evoluzione proprio a partire da questa situazione di crisi, con scenari che danno margine anche all'ipotesi di elezioni anticipate. In realtà questo è strumentale rispetto al tema dei giochi di potere che riguardano il terzo mandato. Si apre una finta crisi di maggioranza esclusivamente per mettere dei paletti, no? Tra le forze di maggioranza stessa. Credo che questo sia surreale, non è questo ciò di cui ha bisogno la regione ha bisogno di essere governata bene, soprattutto in quelle materie dove c'è una maggiore sensibilità dal punto di vista proprio dei servizi che vengono dati e offerti ai cittadini, e la sanità è sicuramente il primo tra questi. Il tema vero è il terzo mandato. Poi la cosa triste in questo scenario ulteriormente è il fatto che il detonatore sia la salute, la sanità, la crisi della sanità. Finalmente anche Fratelli d'Italia si accorge che in questa regione sulla sanità si è fatto malissimo, che gli ospedali crollano a pezzi, che le liste d'attesa sono sempre più lunghe, e era ora che se ne accorgesse anche loro, i cittadini l'avevano già fatto da tempo.
Sentiamo anche le reazioni delle deputate Matteoni e Serracchiani. Sotto il sfondo, come ho detto prima, il Comitato di Pietra di questa crisi è il terzo mandato senza dubbio. Siamo ben tutti consapevoli che non è l'ospedale di Pordenone il problema. Quindi adesso cerchiamo di lavorare assieme, continuiamo a lavorare assieme per Fratelli d'Italia e soprattutto per Fratelli d'Italia Trieste non cambia assolutamente niente nei rapporti nella maggioranza. Fugando il dubbio che la crisi nel centrodestra sia da ricondurre a una situazione sicuramente importante ma isolata, come la criticità dell'ospedale di Pordenone, bensì alle diverse vedute sull'ipotesi del terzo mandato, l'onorevole Nicole Matteoni di Fratelli d'Italia si è espressa in primis augurando che la situazione possa rientrare dopo il confronto tra Fedriga e Meloni, ma in seconda battuta descrivendo uno scenario che potrebbe essere percorribile in caso di mancata riconciliazione tra le parti. Se il Presidente viene sfiduciato entro metà mandato, è possibile per lui ripresentarsi per un terzo mandato, perché non sarebbe scattato il secondo sì, esattamente. sì. Quindi tendenzialmente se si facesse Fedriga si potrebbe ripresentare. È ovvio che noi vogliamo lavorare di squadra fino al 2028. Più severo ma sulla stessa linea circa le motivazioni causa-effetto il commento dell'onorevole Deborah Serracchiani del Partito Democratico, che parla di spettacolo poco edificante per i cittadini allestito solo per questioni di potere. Una crisi politica, come dire, è sempre un problema per chi oggi è governato da chi pensa magari al proprio destino personale o alla propria poltrona. Insomma, io non ho capito ancora qual è il problema, cioè nel senso che mi sembra che il problema sia il terzo mandato di Fedriga, sì o no. Se questa si chiama verifica politica, allora è una politica un po' bassa. Io mi auguro invece che si pensi ai cittadini, che si pensi alla regione Friuli-Venezia Giulia, che si pensi al paese, anche perché in questo momento abbiamo bisogno veramente di vincere delle sfide importanti e abbiamo bisogno di un Friuli-Venezia Giulia forte. Non so quali saranno le decisioni del centrodestra, mi pare che lo spettacolo non sia edificante. Voltiamo pagina, ennesimo furto con spaccata a Trieste, colpito nella notte fra sabato e domenica lo storico negozio Donda in Largo Barriera. Ignoti sono entrati nell'esercizio commerciale dopo aver infranto la porta vetro e hanno rubato il fondo cassa. Sì, purtroppo era dal 1954 che non ci accadeva assolutamente niente. Trieste era una città tranquilla, lo è stata da sempre, proprio da sempre, e purtroppo oggi non è più così. Anche lo storico negozio Donda in Largo Barriera entra nel bilancio degli esercizi commerciali colpiti dai ladri, furti con spaccato ormai all'ordine del giorno. A Trieste è emergenza. Il fatto è avvenuto sabato sera, i ladri hanno infranto la portavetri e asportato il fondo cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ladro o i ladri però non hanno fatto i conti con le telecamere esterne presenti in zona che puntano proprio sui negozi della piazza. Ha rubato denaro, hanno lasciato monetine, anche 30 euro in monetine, per cui diciamo che poveri non erano. E per fortuna non hanno rubato merce perché chiaramente è impossibile da portare via facilmente, no? Oltre ai soldi rubati, da calcolare anche i danni al negozio a partire dalla porta. Totalmente divelta, buttata a terra, anche nella caduta il vetro ha fatto dei danni all'interno, poi nella ricerca spasmodica del denaro hanno anche rovesciato e messo a soqquadro tutto, buttato per terra il computer, spaccato degli occhiali, insomma ha fatto danni a non finire, cavi staccati, ore e ore di lavoro per rimettere in sesto l'azienda. Infine un appello da lanciare, questa una volta era zona rossa con più controlli. Bisogna controllare molto di più la notte secondo me, che sta diventando veramente un momento di vuoto, di terra di nessuno. È l'ennesima colpo al commercio, non siamo i primi, non saremo ahimè gli ultimi, mentre vorremmo essere fortemente gli ultimi. Ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per gli aggiornamenti su quanto avvenuto questa mattina in città e su eventuali eventi in programma. Marco Cernecca, assistente scelto della Polizia Locale, che saluto e ringrazio. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei col dire quanto è successo nella mattinata. È stata una mattinata senza grossi interventi.
abbiamo effettuato appunto interventi di routine e non sono stati effettuati rilievi di sinistri stradali fortunatamente. E in agenda per il pomeriggio non abbiamo eventi che diciamo possono influire sulla viabilità o quant'altro. Ricordo solo un avviso proveniente dall'ANAS sul tratto autostradale, il raccordo autostradale Sistiana-Rabuiese, e parliamo della tratta che va verso il confine con la Slovenia, quindi Muggia. C'è una chiusura del traffico per tutti i veicoli con uscita al chilometro 35,400 e rientro al chilometro 34,400. L'unica cosa che ricordo per domani sera, quindi il 20 maggio, in orario notturno è previsto dalle 21:30 alle 6 di mattina uno smontaggio di una gru in via Sant'Anastasio 12. Sul posto sono presenti i cartelli chiaramente di divieto di sosta e quindi nel caso ci fossero veicoli saranno rimossi. Altre cose non avrei da ricordare, per cui le tornerei la linea augurando un buon pomeriggio. Anche a lei, buon lavoro anche a tutti i suoi colleghi, grazie. Grazie. Andiamo avanti con i servizi perché l'ex ministro del lavoro Andrea Orlando ha fatto visita ai lavoratori della Flex fuori dai cancelli dello stabilimento insieme ad alcuni esponenti regionali del Partito Democratico. Dunque il focus sulla crisi industriale. Ci sono realtà come questa dove si chiude e non si trovano sbocchi occupazionali, e poi ci sono realtà dove non si trovano lavoratori formati, perché nel frattempo se ne sono andati a lavorare in altri paesi. Su questo grava in modo fortissimo il tema dei salari, che è stata la grande rimozione di questo governo. Questo paese resta un paese industriale se è in grado di trattenere la manodopera, e la manodopera si trattiene con salari più alti. Per far fronte alle crisi industriali il governo dovrebbe fare di più, soprattutto sui salari, ma non solo. Ne è convinto l'ex ministro del lavoro, oggi responsabile delle politiche industriali del Partito Democratico, Andrea Orlando, che ha incontrato a Trieste le rappresentanze sindacali dei 350 lavoratori della Flex, il cui destino è legato all'avvertenza con il fondo Faircap, che dovrà trovare un altro acquirente per l'azienda. Al primo appuntamento in regione del viaggio del PD nelle realtà industriali erano presenti la segretaria regionale Caterina Conti, la deputata Deborah Serracchiani e i consiglieri regionali Russo e Cosolini. Quella della Flex, oggi Adriatronics, è una crisi emblematica di tante altre situazioni presenti in Italia. Fondi speculativi che acquistano imprese per chiudere o per depotenziare nel momento in cui quelle imprese sarebbero strategiche per qualunque disegno industriale a livello nazionale ed europeo. Da Ministro del Lavoro sono stato autore di una legge che contrastava i processi di delocalizzazione selvaggia, però non basta dirlo, bisogna costruire le condizioni. Non è ammissibile che mentre l'Europa parla di autonomia strategica, di reindustrializzazione, si distruggano pezzi di un patrimonio industriale che è assolutamente insostituibile, perché quando si chiude una realtà come questa per ricomporre la capacità professionale e produttiva occorrono poi molti anni, non è che il giorno dopo si riaccende l'interruttore e si riparte. Presentati i nuovi bandi ATER per i 6 comuni di pertinenza nella provincia di Trieste. Si punta alla consegna di 300 alloggi. I criteri di accesso sono gli stessi del precedente, con l'unica novità del requisito dei 2 anni continuativi in regione rispetto a quello precedente, che invece erano i 5 anni negli ultimi 8 in regione. È la novità sui nuovi bandi di concorso ATER per l'edilizia sovvenzionata per i 6 comuni di pertinenza nella provincia di Trieste. Non cambia il limite di ISEE, che resta pari a 20.000 euro. Oltre ai canali tradizionali, consegna diretta agli sportelli ATER, invio tramite PEC o raccomandata, e alla possibilità di rivolgersi ai sindacati degli inquilini, gli aspiranti conduttori avranno a disposizione un'ulteriore modalità per presentare la domanda, il portale al quale è possibile accedere dal sito ATER Trieste con l'identità digitale SPID
carta di identità elettronica e carta nazionale dei servizi. Il nuovo bando, che si chiuderà venerdì 17 ottobre 2025, annulla i precedenti. Chi fosse interessato a partecipare deve formulare una nuova domanda. Infatti la graduatoria e l'efficacia del bando 2019 decadranno e non avranno più validità con la pubblicazione della graduatoria definitiva del bando 2025, che considerati i tempi di legge avverrà entro febbraio 2026. Per dare appunto dei numeri sulla disponibilità di alloggi di questo bando, vengono assegnati 110 già disponibili, che sono appunto frutto dei cantieri delle prossime opere di via Credisca e via Gemona, via del Prato e via Scoglietto. Successivamente a questi c'è un ulteriore addendum che appunto sono il riatto, verranno presi dal riatto di alloggi sfitti. Precedentemente il trend si attestava sui 200-220 alloggi assegnati annui. Avendo potenziato l'azienda all'interno dell'area tecnica di 2 nuove risorse, contiamo di portare questo trend a 250 già dal primo anno. Successivamente andremo ad attestarci attorno ai 300 alloggi annui. Come ogni lunedì, questa sera torna anche il caffè dello sport alle 21:10, conduce Marco Stabile e ci sarà Attilio Tesser, allenatore della Triestina, come ospite, quindi grande puntata anche da questo punto di vista. Poi altri ospiti: Roberto De Grassi, giornalista del Piccolo, Guido Roberti, radiocronista Radioattività, e Roberto Urizio, giornalista City Sport, il caffè dello sport, questa sera alle 21:10. Noi ci fermiamo qualche minuto, ma torneremo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. Siamo allo sport. La Triestina ha conquistato la salvezza in Serie C pareggiando per 0-0 a Rocco, anche l'incontro di ritorno del play-out col Caldiero. Poi è scattata quindi la festa della squadra e dei tifosi. La Triestina è salva, il doppio 0-0 è quanto basta alla squadra di Tesser per far esplodere la festa a Rocco. Uno sfogo, una liberazione dopo una stagione sulle montagne russe. Un campionato che a dicembre sembrava già pregiudicato quando l'Unione aveva soli 6 punti in classifica con già 1 di penalizzazione. Poi, con il ritorno del tecnico di Montebelluna, l'incredibile rimonta che avrebbe salvato la formazione direttamente in stagione regolare, ma la nuova scure di 4 punti di penalità per i mancati pagamenti della società ha reso necessario salvarsi una seconda volta. Non era facile davanti al pubblico di casa, in uno stadio che spesso in passato non aveva portato fortuna, ma questo gruppo ce l'ha fatta. La cronaca del match col Caldiero prende le mosse con un triangolo non chiuso fra Correi e Cortinovis, con il capitano che arriva a un soffio dal beffare il portiere. Al 13° gli ospiti battono un colpo con Filiciotto che calcia da lontano sugli sviluppi di un corner. 3 minuti più tardi, bello spunto di Cortinovis che viene fermato in 2 tempi dal portiere. Il primo tempo non regala ulteriori particolari emozioni, il solo Ross deve fare attenzione su un corner sul finire dei primi 45 minuti. Nella ripresa Tesser sostituisce Fiordilino e Udo inserendo Brahim e Vertainen poco prima dell'ora di gioco. La prima occasione è ghiottissima quando il pallone del terzino ospite sbatte sulle spalle di Vertainen, materializzando un assist involontario per Olivieri che serve in area al finlandese che in scivolata non riesce a imprimere forza al tiro. La Triestina sale di colpi con la bella combinazione sulla destra fra Vertainen, Olivieri e Cortinovis, ma il trequartista non trova la porta. Poco dopo Ross deve mettere ordine in area sul primo di una serie di calci d'angolo avversari. Al 77° l'occasionissima, il neoentrato Cancellieri serve Ionizza da solo davanti al portiere, ma il colpo di testa non è preciso e la possibilità di passare in vantaggio sfuma. I fantasmi di una possibile beffa appaiono a Valmaura all'89° quando un colpo di testa di Caccavò su corner spaventa i tifosi. Nei 4 minuti di recupero va segnalata la mischia selvaggia nell'area dell'Unione per l'ennesimo calcio dalla bandierina del Caldiero. La formazione di casa in qualche modo ne esce e quasi inaspettatamente trova Olivieri da solo in contropiede con la possibilità di chiudere in bellezza. L'attaccante per poco non trova la porta con Crespi fuori dai pali. Poi il dolcissimo suono del triplice fischio finale ed è tempo di fare festa, di condividere l'obiettivo raggiunto abbracciando forte la Labarda che tutti abbiamo nel cuore.
Una salvezza della gente per la gente, questa potrebbe essere dunque la definizione più calzante per l'impresa della triestina di Tesser, che ha tenuto a ringraziare alcuni tifosi speciali. Quando parlo di comunità, un giorno è venuto 2 o 3 volte a trovarmi Renato, ex magazziniere, che è qui 93 anni, con la macchinina, con le lacrime. L'ho portato in spogliatoio da un paio di giocatori e uno mi ha detto dopo settimane: "Sa mister, sono rimasto colpito da quell'uomino lì". Sono incontri in spogliatoio come questi che hanno fatto sentire il cuore rosso alabardato al gruppo di Attilio Tesser, che ha conquistato la salvezza. Volti e voci di chi l'Unione la segue da una vita, dall'ex magazziniere Renato al tifoso storico Claudio Visintin, che riconoscerete per le tante telefonate a Sveglia Trieste, sino a un punto di riferimento delle categorie dilettantistiche come l'allenatore Michele Di Mauro, detto il Mago, per i tanti risultati nelle minors, e poi il nostro compagno di studio storico per anni al Caffè dello Sport. Quello sguardo del mister alla semplicità di chi ci tiene, di chi viene allo stadio per passione, di chi l'alabarda la sente dentro. Quindi è l'amore della gente che ha. C'è il signor Visintin che mi scrive, che mi è sempre stato vicino da quel giorno, il discorso di suo figlio Maurizio che dalla ci ha dato una mano. Ci sono tante altre persone, Michele, detto il Mago, che mi manda messaggini, che mi chiama e che mi dice forza, ti siamo vicini, Virgilio. Cioè tanta gente che veramente mi ha fatto sentire la vicinanza di là del tifoso che va allo stadio, che fa, di far sentire la vicinanza proprio questa. E quando è così e prendi e li porti lì dentro, no? Io questa gente la devo ringraziare e ho la fortuna di portare che qualche giocatore capisce cosa ha davanti, cosa significa. È un senso di responsabilità, non me lo sono giocato il jolly di portarlo. E Renatino viene a trovarmi, viene a trovarmi e a 93 anni vedere una persona che piange per una squadra, per una partita di calcio, ti deve dare qualcosa, ti deve trasmettere qualcosa. E ha trasmesso, credetemi. E sentiremo le parole di Tesser anche stasera, come detto, alle 21:10 al Caffè dello Sport. Molto probabilmente la Pallacanestro Trieste giocherà a Treviso la gara 3 del quarto di finale playoff contro Brescia. L'orario dovrebbe essere le 19:30, il condizionale è d'obbligo però, perché la Lega Basket nel comunicato ufficiale diramato quest'oggi si riserva ulteriori provvedimenti nel caso in cui il ricorso avanzato dalla società triestina al collegio di garanzia del CONI dovesse essere accolto, il che significherebbe in quel caso che la formazione biancorossa potrebbe disputare la terza partita al Pala Trieste. Si tratta comunque di una notizia positiva per la tifoseria, considerando che per l'eventuale campo neutro si erano ventilate le ipotesi molto più lontane come quella di Forlì. Dunque la trasferta in Veneto consentirebbe un buon afflusso di supporter triestini. E la Pallacanestro Trieste ha perso quindi 89-77 la gara 1 dei quarti di finale contro il Germani Brescia. Rivediamo. Brutto esordio e playoff per la Pallacanestro Trieste, surclassata da una Brescia in cui il totem Miro Bilan sfodera una prova da MVP con 24 punti e 10 rimbalzi. A resistere per i giuliani in una gara mai in discussione sono Brown, Candussi e in parte Jutov. Bugiarde le statistiche che portano in doppia Johnson, che nelle fasi decisive è impalpabile, mentre il nuovo arrivo Kelly, soprattutto nella prima metà gara, mostra di essere una concreta arma in più. La squadra di Christian non benissimo nemmeno il coach, che non ha proposto variazioni di sorta, soprattutto in difesa. Quando il match si metteva male, ha resistito nel primo quarto per poi crollare verticalmente nel secondo. Il problema chiave al netto dell'intensità difensiva è nella costruzione del gioco. Ross mette in scena la peggior partita della stagione, pare in confusione totale, mentre sia Ruzier che Valentine stringono i denti e giocano nonostante gli infortuni, ma cestisticamente parlando sono la brutta copia di se stessi. Il primo parziale decisivo è quello che chiude metà gara sul 52-40, quando alle giocate principesche del centro di Sebenico si sommano quelle di pura energia di Barnell e l'esplosività di Dow. Trieste prova a rifarsi sotto con le triple di Jutov nella ripresa, ma le palle perse e la fisicità a tutto campo dei padroni di casa la condannano ad andare sotto fino a 20 lunghezze. Candussi e Brown sono gli ultimi a mollare, ma in tutta onestà per Brescia gli ultimi 10 minuti sono pure
pura accademia. Bisogna cambiare marcia in gara 2 per evitare che gli uomini di Poeta possano già ipotecare la serie con una doppietta. Serve la faccia e gli huevos da playoff nel primo episodio della serie, oggettivamente non pervenuti. Le parole di coach Jamion Christian dopo il match. The 3-game series, I mean, it's a 5-game series, best out of 5, so, you know, we've got a lot of stuff we can get better at between now and Monday. È una sera la meglio delle 5, quindi sappiamo che abbiamo un sacco di cose in cui dobbiamo migliorare di qui a lunedì. I like some of the stuff we did tonight. Mi è piaciute alcune delle cose che abbiamo fatto questa sera? There's a lot of areas that we can get better at, but I think we can correct those in the next 48 hours. Ci sono anche ovviamente molte aree in cui possiamo migliorare, ma penso che potremo farlo nelle prossime 48 ore. No, I mean, look, he's a great one-on-one player, but he's one of the best in the league at getting other people involved. Sappiamo che è un ottimo giocatore di 1 contro 1, però al tempo stesso è anche uno dei migliori nella Lega nel coinvolgere altre persone. You know, he put together a great night. Lui ha fatto una grande partita questa sera. But when I look at our stat sheet, I just think we played really bad offense. Ma quando guardo il nostro foglio delle statistiche penso che abbiamo giocato molto male in attacco. So we'll continue to look at everything. We've prepared trapping, prepared not trapping. We've got it all prepared. We'll make the adjustments as we need to give ourselves a victory. Quindi continueremo a guardare le varie opzioni. Abbiamo preparato l'opzione di raddoppiare, abbiamo preparato l'opzione di non raddoppiare. Continueremo a capire qual è la migliore opzione da fare partita per partita. Yeah, something with their team is he's a really good player and he's a really dominant player. Ovviamente una cosa riguarda Brescia che Bilan è un giocatore molto importante, un giocatore dominante. Maybe the most dominant player in our league. Forse il giocatore più dominante della nostra lega. So we certainly need to do a better job one-on-one. Quindi di sicuro dobbiamo fare un miglior lavoro 1 contro 1. But we also need our other defenders to step up on their other offensive guys, and that did not happen tonight. Però abbiamo bisogno di fare anche dei passi in avanti nell'1 contro 1 contro gli altri giocatori e questo non è successo questa sera. Cosa deve cambiare in gara 2 al di là anche del discorso difensivo? Yeah, I'll give you a few more. I mean, we had the 17 turnovers, right? The 17 turnovers. They also had they were +9 in the free throw attempts. Ti dirò qualcosa. And they also had 5 more offensive rebounds than us. Ti darò qualche numero in più, oltre alle 17 palle perse come hai detto tu, loro hanno avuto 9 tiri liberi in più, e lo dice come un errore nostro e non come una cosa sugli arbitri, e hanno avuto anche 5 rimbalzi offensivi in più. You know, once upon a time we were the best offensive rebounding team in all over Europe. Per buona parte della stagione siamo stati una delle migliori squadre a rimbalzo offensivo come percentuale in tutta Europa. So I'd like to see us get back to being who we are, physicality on the offensive glass. Quindi dobbiamo tornare a essere quel tipo di squadra come fisicità e rimbalzo in attacco. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30. Buon pomeriggio.